Come poi è emerso sia dalla relazione della dottoressa che anche dall'intervento del consigliere Favaro, fondamentalmente qui ci troviamo di fronte ad un risultato che è consentito dal privato, per la maggior parte quantomeno. E questa è l'ennesima dimostrazione che il privato, quando è lasciato come dire, libero da vincoli piuttosto che da imposizioni o altro, spesso individua prima del pubblico quella che è la strada che poi porta a dei risultati ottimali. Grazie agli incentivi. Grazie agli incentivi, però in ogni caso è il privato che l'ha fatto, non l'hanno fatto né enti pubblici né società partecipate dal pubblico. Quindi è il privato che individua la strada. Mentre noi siamo come dire, attendisti sul fatto che questa amministrazione sappia raggiungere gli obiettivi che si è fissata, ce lo auspichiamo, lo auguriamo anche ai nostri cittadini, ma fino a che non vedremo non crederemo. E allora pur condividendo diciamo, il progetto esprimeremo l'astensione. Capogruppo Commisso, Giallo. Sì, grazie Presidente. Ecco, come dichiarazione di voto io voterò favorevolmente per dare fiducia a questo progetto, tenendo conto delle osservazioni che ha fatto sia il consigliere Favaro che il consigliere Giro. Vedremo nel momento in cui si tireranno le somme se le percentuali si deriveranno in massima parte da queste strutture che sono al territorio, oppure se effettivamente sta fatto lo sforzo affinché il privato o il pubblico contribuisca in maniera importante alla emissione, alla riduzione dell'emissione di CO2. Se non ci sono altri interventi mettiamo i voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? 4 voti. Mettiamo i voti immediata eseguibilità del punto. Voti favorevoli? 11. Voti contrari? Nessuno, astenuti? 4. Passiamo ora al quarto punto dell'ordine del giorno. Regolamento per la contabilità, modifiche ed integrazioni. Relazione al sindaco. La deliberazione numero 59 del 26 luglio 2001 ha ad oggetto l'adeguamento del regolamento di contabilità tra testo unico degli enti locali e le successive modifiche e integrazioni intervenute, di cui da ultimo con deliberazione numero 41 del 14 giugno 2011, considerato che alcuni interventi legislativi sopravvenuti, in particolare riferimento alla cosiddetta amministrazione aperta, e alla maggiore pregnanza dei sistemi di controllo di cui il decreto legge 174 del 2012, ma rendono necessarie alcune modifiche e integrazioni al testo vigente del regolamento in oggetto, riassunte nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che sono apposizioni da lei per letto. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di modificare e integrare il vigente regolamento per la contabilità, secondo quanto contenuto nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Capogruppo Borrell. Grazie Presidente. L'argomento c'era stato illustrato in sede di commissione, pur non disponendo dei documenti relativi, abbiamo potuto poi in prospettiva del Consiglio Comunale leggere il testo e da un lato prende atto di quello che poi è un'evoluzione anche tecnica che consente la posizione della cosiddetta firma digitale e quindi il regolamento viene, come si dice, aggiornato tenendo conto anche di questa nuova modalità che dovrebbe snellire e velocizzare lo stesso iter burocratico interno all'amministrazione. Dall'altro però c'è un aspetto che ci lascia un po' perplessi e dubbiosi circa la bontà della modifica, vale a dire l'introduzione del concetto dei complessivi equilibri di bilancio. È un concetto senz'altro più largo, sfumato oserei dire, rispetto a quelli che erano i rigorosi, o meglio più rigorosi,
principi cui l'azione amministrativa locale doveva precedentemente attenersi. Di fatto quindi si va a dare più margine d'azione o libertà di azione a questa amministrazione, mentre in realtà nell'interesse dei cittadini bisognerebbe essere più stringenti nell'assicurare il controllo del bilancio. Quindi il dubbio che questa modifica possa risolversi in un vantaggio per i cittadini non ci consente di esprimere un voto favorevole. Grazie per il gruppo Gorin. Prego, Sindaco. Sì, faccio solamente rilevare al gruppo Gorin che non è un'invenzione dell'amministrazione aver introdotto questa modifica del terzo comma dell'articolo. Lo prevede il decreto legge 174 del 2012, noi prendiamo atto della politica del legislatore italiano, se non vengono a condividere non abbiamo partecipato. Mettiamo in voto il quarto punto dell'ordine del giorno. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? 2. Astenuti? Grazie. Passiamo ora al quinto punto dell'ordine del giorno. Modifica al regolamento sull'imposta di soggiorno. In relazione all'assessore Busso. Sì, parliamo della modifica del regolamento sull'imposta di soggiorno. Si è ritenuto, al fine di integrare l'articolo 8 del regolamento dell'imposta di soggiorno, così come approvato dall'atto del Consiglio Comunale numero 88 del 2012, con la seguente dicitura: in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del decreto legislativo 16 del 2012, convertito con modificazioni della legge 26 aprile del 2012 numero 44, si può procedere all'attività di accertamento e di riscossione dell'imposta a prescindere dall'ammontare dei crediti di tributo. Preso atto che tale modifica è stata sottoposta all'attenzione della consulta sul turismo istituita ai sensi del regolamento per l'imposta di soggiorno, giusta determinazione del GC numero 240 del 6/12/2012, come la nota del 14/2/2013 protocollo 5 e 5214 in successiva riunione del 19/2 come da verbali e agli atti. La proposta in esame è finalizzata a consentire alla pubblica amministrazione di recuperare il possibile evasione dell'imposta, che, come sappiamo, consisterà in una pluralità di importi minimi e diffusi. Tale modifica è quindi mirata alla massima garanzia di equilibrio finanziario e, in ultima analisi, di pareggio di bilancio in relazione ad un'entrata che nella parte spesa prevede appositi vincoli di destinazione rispetto alla vocazione turistica del territorio. È chiaro quindi che se da un lato le spese finanziabili con le entrate dell'imposta di soggiorno risultano irrinunciabili in un comune ad elevata economia turistica come Caole, dall'altro lato è obbligatorio dotarsi di appositi strumenti per assicurare un adeguato flusso di entrata, scongiurando così buchi di bilancio o paralisi di attività nel settore di un'importanza vitale come questa. Le descritte finalità sono riducibili in generale al criterio della economicità dell'azione amministrativa e in particolare ai principi di veridicità e tendibilità del bilancio, oltre al già citato principio del pareggio. Principi e criteri che legittimamente l'ente prosegue nell'esercizio della sua autonomia e regolare. Inoltre vorrei sottolineare che chi evade o vuole fare evadere l'imposta di soggiorno sottrae alla propria località, mettendo a rischio i servizi pubblici essenziali di ognuno di noi, turista o cittadino che sia. Grazie. Grazie Assessore. Faccio il gruppo commisso, prego. Credo, Assessore, che lei abbia sbagliato a leggere, doveva andare a leggere semplicemente, doveva leggere dopo quello che prima doveva leggere il testo della delibera, no? Quella era la risposta della domanda. No. Il testo della delibera l'ho letto perché c'è una modifica al regolamento. Ho detto la modifica, poi ho spiegato perché facciamo la modifica. Vuole che spieghi prima e poi rileggo il testo? È uguale, cioè ho spiegato la modifica di fatto, poi ho letto perché abbiamo modificato.
Col gruppo commisso per. Sì, sono abituato a seguire quello che si legge, qui c'è scritto, non c'è scritto quello che ha detto lei mi pare che abbia letto quello che viene dopo, ma va bene lo stesso, c'è una modifica, ci spieghi, ci spieghi qual è la modifica che magari il pubblico non lo sa. Allora, lo rileggo, così insieme poi punto per punto glielo spiego con calma. No? Allora, ritenuto di integrare, cioè noi abbiamo nel regolamento dell'imposta soggiorno l'articolo 8, come è stato approvato, no? In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del comma 10 del decreto del 16/2012 convertito con modificazioni della legge 26, si può procedere, questa è la motivazione, si può procedere all'attività di accertamento e di riscossione dell'imposta a prescindere dall'ammontare del credito di tributo. Ecco, questo vuol dire che se la normativa diceva che sotto i 30 euro non si poteva ricorrere al credito tributo, ora noi con questo decreto e con questa normativa abbassiamo al minimo. Questo poi ho spiegato perché lo abbassiamo perché la proposta in esame è finalizzata a consentire alla pubblica amministrazione di recuperare il più possibile dall'evasione imposta, che come sappiamo consisterà in una plurietà di importi minimi e diffusi. Tale modifica è quindi mirata alla massima garanzia di equilibrio finanziario e in ultima analisi pareggio bilancio e così via. E basta, signor Commissario. Grazie. Grazie, Assessore. Capogruppo Lavoro Interno. Grazie Presidente. La contrarietà di questo gruppo consigliare all'imposta di soggiorno era stata espressa in sede di approvazione del regolamento, per cui oserei quasi dire che viene quale logica conseguenza anche la contrarietà a questa modifica, ma di per sé questo non è sufficiente a spiegare le ragioni per le quali voteremo contro la modifica che è stata proposta dalla maggioranza. In realtà, quando si parla di imposta di soggiorno e il tema purtroppo è stato forse anche troppo al centro dell'attenzione degli organi di comunicazione di massa, si parla in questo contesto, cioè quello dell'Alto Adriatico, di un'imposta che è stata decisa da tutti i sindaci del litorale veneziano. Bene, ammesso e non concesso che poi questo sia il risultato di una conferenza di sindaci del litorale, la decisione all'unanimità di per sé non è una decisione giusta. Ce lo insegnava la buonanima di Bettino Craxi, che all'unanimità si può anche sbagliare. Però siccome io non traggo esempio da Bettino Craxi, ma da altri esempi della storia politica e economica, a me senz'altro più vicini e improntati ad uno spirito liberale, ritengo che l'introduzione dell'imposta di soggiorno, e anche di per sé quindi la modifica che oggi si è andata a proporre, altro non sia che la negazione della libertà, la libertà dell'individuo a soggiornare, a trascorrere liberamente le proprie vacanze, senza che ciò sia indice di cosiddetta capacità contributiva, che è il principio che è posto alla base, a livello costituzionale, di qualsiasi imposizione. Ora, detto ciò, è evidente che chi si richiama, e non voglio essere polemico, ma è un fatto, ai principi liberali, qual è evidentemente, siamo fuori campagna elettorale, per cui non è una questione come dire, legata al momento elettorale appena conclusosi, ma chi si richiama come questa maggioranza ai principi portati dal popolo della libertà e al suo leader che ha dichiarato apertamente guerra a qualsiasi operazione di riscossione coattiva, aboliamo Equitalia,
eliminiamo la riscossione dei tributi per quegli importi così piccoli, allora evidentemente io vedo in questa proposta una evidente contraddizione. Una contraddizione che immagino non passi inosservata neppure a altre componenti dell'opposizione, benché poi ci siano profili di contiguità partitica che consentono all'arco, diciamo, consiliare di estendersi fino a parte dell'opposizione. Ma al di là di quelle che possono essere semplici battute, rimane un principio che è quello dell'accettabilità e della riscuotibilità di queste somme. Ebbene, io ho difficoltà a credere che si possa andare a considerare singolo periodo di imposta il giorno, perché il soggiorno è il presupposto dell'imposta, ammesso che poi questo sia un presupposto legittimo. Ma se il soggiorno dura più giorni, allora non possono esserci violazioni ripetute del presupposto d'imposta. E allora la deroga che volete introdurre, secondo me, è una deroga sbagliata. Ma al di là di ciò, io invito comunque questa amministrazione a ritornare sui suoi passi. Il danno è già stato fatto, il danno di immagine che questa località trarrà dall'introduzione dell'imposta di soggiorno, perché non è la cifra che è, come dire, richiesta di pagamento e in altre parti del mondo esiste, sì, un tributo simile, analogo, ma evidentemente è giustificato con regole e con principi diversi, perché lì non si tassa, non si impone una prestazione per il soggiorno, ma si chiede un contributo ai servizi locali. È cosa diversa. Allora, se volete rispettare i vostri principi, che in parte, anzi, io sono sicuro che sono miei, ma ai quali in parte voi vi rifate, allora dovreste negare l'introduzione dell'imposta di soggiorno e non introdurre questa modifica. Signora Zillo, prego. Grazie Presidente. La nostra posizione su questa modifica del regolamento, quello che abbiamo usato come interpellanza all'inizio del Consiglio Comunale, possiamo che ribadire la questione sta lì sul confronto delle categorie. Questa modifica non sarebbe stata necessaria se le categorie avessero dato l'assenso, se fosse stata una decisione sui contenuti in merito all'utilizzo del gettito sull'aumento delle imposte sul lavoro. Pertanto la nostra posizione mi sa che è contraria. Grazie. Grazie consigliere Zillo. Capogruppo Borini, capogruppo Commisso, prego. Sì, grazie. Eviterò di ripetere quello che avevo già detto in occasione dell'approvazione del regolamento e anche dopo sentito le dichiarazioni degli altri capigruppo e anche il pistolotto di interpellanza che ha fatto prima il Presidente, scusami la tutta. Vorrei sottolineare due aspetti, due cose che non sono state messe in luce su questa faccenda. Prima di tutto la Regione Friuli, lo sappiamo, non adotterà, non imporrà l'imposta di soggiorno. Però prima di farlo si è preoccupato di commissionare uno studio. Da questo studio hanno scoperto che l'introduzione della tassa di soggiorno può provocare una riduzione del fatturato anche del 10%. Per questo motivo non l'hanno messa. Non per fare concorrenza a noi del litorale Veneto e quindi vuol dire sfruttare l'immagine positiva dell'Italia. C'è la possibilità data da questo studio che sia una riduzione del fatturato. I clienti tedeschi, si dicono, i turisti tedeschi sono abituati a fronte di una tassa che vanno a pagare e vedere anche un servizio, cosa che l'introduzione della tassa di soggiorno obiettivamente non può rivelare immediatamente. Inoltre, in cita la notizia sui giornali si legge che la Regione Veneto sarebbe intenzionata
a acquisire, a proporre al governo di acquisire il 40% dell'introito della tassa di soggiorno. Per cui ci sarebbe oltre al danno anche una vera e propria beffa. Non solo, ma nelle attuali conoscenze che abbiamo circa la predisposizione del bilancio di previsione, che mancano i dati da parte del governo, non che ci siano notevolezze da parte dell'amministrazione comunale, non si sa ancora oggettivamente di quante risorse può usufruire il Comune di Caore. Sappiamo per esempio che l'IMU non sarà più corrisposta per la parte destinata allo Stato, non sarà più corrisposta completamente, ma saranno solo le attività di tipo D che saranno mandate al governo centrale. E quindi non si sa di quante risorse potremo ancora in maggior quantità usufruire nel bilancio del Comune di Caore. Per cui questa scelta fatta con un'operazione che si è detta in tutti i modi, in maniera forzatamente quasi senza ascoltare le categorie, è veramente un salto nel buio. Già la situazione si presenta si presenta incerta per quanto sarà la stagione prossima, e aggravare ancora di più di questo balzello che poi alla fine non si può quantificare, sono 60 centesimi, non è niente, no, è l'aggravio burocratico da parte degli operatori che va a finire che la vedono come una vessazione. Io sono sicuro che gli operatori, coloro che sono destinatari del servizio trattamento di discussione, preferirebbero veramente fare un assegno a fine stagione di aver fatto 1000 presenti che ti sarà pagare 600 euro, sarebbe molto più comodo, sarebbe molto più pratico. Quello che ormai è pesante ed è veramente insopportabile è proprio il peso burocratico di questa faccenda. E quindi per tutto il voto sarà ovviamente contrario. Ritengo che l'introduzione di questa imposta è un salto nel buio, perché non si sa perché si mette e non si sa gli effetti che avrà. Grazie. Grazie, capogruppo commisso. La parola al sindaco per la replica. Capogruppo Bonini, io non scomodo il Tino Craxi per rispondere come ha fatto lei per intervenire, ma non risulta che l'imposta di soggiorno sia stata decisa dai sindaci, come ha detto lei. Risulta che l'imposta di soggiorno viene deliberata dai consigli comunali, tanto che questo consiglio comunale è istituito nel mese di novembre scorso. Quanto riguarda i principi, richiama i principi liberali, sì, noi ci spieghiamo i principi liberali come maggioranza, però lei sta confondendo quello che è un richiamo a una idea di filosofia, di politica, con quello che è il doversi tenere ancorato, sempre stretto, no? Una sedia, una poltrona, una casacca politica. Bene, a noi queste cose non interessano, qui cerchiamo di amministrare il paese, lo facciamo ciascuno a prescindere da quelle che sono le proprie tessere elettorali che sono in tasca, le tessere di partito che sono in tasca o quant'altro. Ed è la vive male lei questa parte della politica, secondo me, perché va ormai chiarito che la casacca politica va tolta se si vuole andare avanti in un momento come questo. Per quanto riguarda invece la non sostenibilità giuridica della modifica oggi proposta dal Consiglio Comunale, non sono d'accordo, mi permetta. Nel corso di istruttoria abbiamo acquisito tutte le informazioni utili, ivi compresi i pareri anche di dottrina giuridica favorevoli. Abbiamo atto che altre amministrazioni lo hanno fatto e i rispettivi organi giurisdizionali non hanno ufficiato la modifica, per cui francamente non capisco cosa vuole alludere quando dice che non è sostenibile giuridicamente. Ecco, nei confronti invece dell'intervento del capogruppo commisso, è vero sì che la Regione Veneto potrebbe anche chiedere al governo di modificare la normativa, però non dia troppo peso a quello che dicono i giornali, perché spesso le cose sono vere e tante altre volte non lo sono. Certamente è che se il governo dovesse chiedere allo Stato la modifica, allo Stato modifica la normativa, noi ne daremo atto. Grazie Sindaco. Mettiamo i voti. Voti favorevoli? 2,
10. Voti contrari? 5. Votiamo l'immediata eseguibilità del punto. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? 5. Passiamo ora al sesto punto dell'ordine del giorno. Articolo 96 del decreto legge 267 del 2000. Individuazione di organi collegiali indispensabili. Relazione al sindaco. L'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000 prevede che sono individuati i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione. Dato atto che ai sensi della predetta disposizione e in relazione alla competenza funzionale in ordine alla costituzione dei singoli organismi collegiali in argomento, l'individuazione degli stessi è demandata al Consiglio Comunale, ritenuto opportuno al fine di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e al fine di consentire nella fase istruttoria dei procedimenti l'acquisizione delle necessarie condizioni di merito e valutazioni tecnico-giuridiche, individuare quali organismi collegiali indispensabili, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, quelli sopindicati, le commissioni consigliari, la conferenza dei capigruppo, ritenuto inoltre opportuno garantire il buon funzionamento delle attività di competenza comunale, prevedendo la permanenza delle seguenti commissioni, caratterizzate dall'esclusiva partecipazione di esperti, dotati di particolari conoscenze e competenze tecniche, spesso non rinvenibili all'interno dell'ente, dato il livello specialistico delle stesse, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione Comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione di carburante. Dato atto che in relazione alla soppressione della Commissione Edilizia Integrata disciplinata dal Regolamento Edilizio Comunale si fa riferimento altresì alla legge regionale 10 del 2011 di modifica della legge regionale 11 del 2004 che ha abrogato la legge regionale 63 del 94, quanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di ritenere indispensabili per le ragioni di cui in premessa i sottoindicati organismi collegiali, le commissioni consigliari permanenti, la conferenza dei capigruppo, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la commissione comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione di carburante. Grazie Sindaco. Sono interventi. Capogruppo Borino. Grazie Presidente. Non vorrei sembrare polemico, tuttavia mi richiamo a un intervento che è di modo di fare in sede di commissione, interloquendo con il capogruppo Tron, mi spiace che non ci sia questa sera, ma al di là della individuazione delle singole commissioni che va bene che ci stiano, non è questo il punto è un altro, è che un conto è prevedere come indispensabile un organo e un conto è assicurare che questo organo possa svolgere le proprie funzioni e contribuire, soprattutto se deve esserci, perché è indispensabile, al funzionamento della macchina dell'apparato amministrativo locale. Allora, quando ci viene detto che sono indispensabili le commissioni consigliari permanenti, la conferenza dei capigruppo, allora io ricordo che mi è capitato, questo ne abbiamo già discusso, l'avevo già anche riferito, di aver letto la data di convocazione del Consiglio Comunale da un comunicato stampa prima ancora che fosse riunita la conferenza dei capigruppo. Allora, questo è, come dire, per me deleterio rispetto a quello che dovrebbe essere il funzionamento, come è deleterio rispetto al funzionamento il fatto che sistematicamente, mi spiace tornare sulla questione, ma è un fatto, partecipiamo alle commissioni ricevendo, come dire, mera informazione orale di quelli che saranno gli argomenti che verranno trattati nel successivo Consiglio Comunale senza neppure disporre dei documenti. Quindi
qualsiasi tipo di contributo, perché noi non siamo qui per essere, come dire, sistematicamente di ostacolo, un filtro al funzionamento dell'amministrazione. Vorremmo per quanto possibile e per quanto utile offrire anche, laddove è possibile, un contributo. Questo contributo oggettivamente non è possibile dare oggi. Allora, io ad esempio chiedevo al capogruppo Tonò, fateci vedere la buona volontà, convocate finalmente una commissione dicendo guardate, dobbiamo affrontare il tema X, su questo tema dobbiamo dare le linee generali, le linee guida agli uffici dell'amministrazione. Allora confrontiamoci noi prima ed esprimiamo, una volta che abbiamo trovato, sviscerato, analizzato quelle che sono auspicabilmente le linee guida condivise, da dare poi agli uffici. Questo mi è stato risposto che per lui è impossibile perché ha avuto esperienze passate, addirittura di consiglieri che di altre legislature gli hanno riferito essere momento di più che confronto, scontro. Bene, io non sono per lo scontro, sono per il confronto. Però obiettivamente, permettetemi, chiedermi di votare una delibera nella quale si individuano come indispensabili queste commissioni consigliari mi suona più come una presa in giro, mi suona più come un guarda, vota a questa delibera che ti prende in giro. E allora non è perché non voglio che ci siano le commissioni, tant'è che avevamo addirittura chiesto delle modifiche proprio per valorizzarle, per rendere più pregnanti nell'incisione, diciamo, di quelli che sono i provvedimenti amministrativi. Però, ripeto, chiederci di votare questa delibera è come chiederci se vogliamo essere presi in giro. Mi dispiace, io non voglio essere presi in giro. Faccio la parola al sindaco. Spiace veramente, capogruppo, vorrei vedere che lei approfitta dell'assenza del capogruppo di maggioranza per fare un attacco di questo tipo, diretto al contenuto, no? Diretto alla persona, perché sembra che il capogruppo non sia sensibile alle sue richieste, e questo spiace veramente perché è un indice sintomatico della sua scorrettezza istituzionale. Questo è un argomento che avremmo potuto affrontare, comunque abbiamo affrontato tante volte in Consiglio Comunale, lo avremmo affrontato nelle commissioni consigliari, perché non quelle dove io ero presente, quindi è un colpo a ferire veramente sgradevole questo, che lei approfitti dell'assenza capogruppo. Comunque ne abbiamo parlato tante volte, mi limito a riportarmi ai precedenti contenuti. Siamo ai voti, il sesto punto all'ordine del giorno, voti favorevoli. 10, voti contrari, nessuno, astenuti nessuno. La minoranza abbandona. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Nomina e revisione dei conti dell'azienda speciale Domus Spetta. Relazione al sindaco. Con lo scadere dell'esercizio 2012 è cessato l'incarico del revisore dei conti dell'azienda speciale di Moschetta. L'articolo 37 dello statuto dell'azienda speciale recita testualmente: il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria sono affidati a un revisore unico nominato dal Consiglio Comunale. Il revisore unico deve essere scelto tra coloro che sono abilitati a svolgere questo compito ai sensi delle leggi vigenti. Il revisore unico è in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'organo stesso. Il revisore non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile una sola volta. Non può essere nominato revisore unico e se nominato decade colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci e revisori delle società per azioni, nonché i componenti del Consiglio Comunale e del Consiglio di amministrazione, coniugi, parenti e affini più quarto grado, dell'amministratore dell'azienda e del direttore, coloro che sono legati all'azienda o all'accordo continuativo di prestazione d'opera attribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari, soci, illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio a cui destinata l'azienda o imprese connesse al servizio medesimo che hanno stabiliti rapporti commerciali per l'azienda o indipendenti con la stessa. Al revisore unico è corrisposta una adeguata indennità per montare deliberato al Consiglio Comunale. Tanto permesso si chiede al Consiglio Comunale
deliberare di nominare il revisore construttivo A in via quale revisore dei conti dell'azienda speciale di Moschetta di Cavolo per il triennio 2013-2016 con scadenza 30 giugno 2016 secondo la votazione che si terrà sul scrutinio segreto. Gli scrutatori si avvicinano al banco della Presidenza. Si avvicinano quelli presenti. Totale 10 voti, Gobato Dania. Votiamo l'immediata eseguibilità del punto, voti favorevoli, 10, voti contrari, nessuno, passiamo ora al dato punto all'ordine del giorno, libera istruzione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e regolamenti procedurali, indirizzi di prima applicazione in materia di beni tribuziani e periodici, relazione all'assessore Russo. Sì, buonasera, grazie Presidente. In relazione alla delibera delle attività economiche semplificate amministrative e anche regolamenti procedurali, indirizzi di prima applicazione in materia di vendita di quotidiani e periodici. In materia di vendita di quotidiani e periodici secondo il CAOE aveva preveduto in data 27/11/1996 con deliberazione del Consiglio Comunale numero 120 ad approvare il piano di sviluppo e adeguamento delle rivendite di giornali e riviste. A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 170 del 2001, il piano aveva subito alcune lievi modifiche apportate con deliberazione consiliare numero 24 del 19 maggio 2003. Le norme legislatrici che si sono susseguite in questi ultimi 2 anni hanno sancito il rispetto dei principi per le attività economiche, in conseguenza dei quali non è più possibile, ad esempio, imporre distanze minime tra esercizi, contingenti numerici, limitazioni sulle forme giuridiche dell'impresa e limitazioni territoriali. Tali nuovi principi interessano anche il settore della vendita di quotidiani e periodici, con la conseguente necessità di adeguare quelle parti del piano comunale di sviluppo e adeguamento delle vendite di giornali e riviste anche che contrastano con le nuove normative. Si propone quindi di approvare l'approvazione di alcuni indirizzi finalizzati a fornire il piano necessario all'adeguamento alle già tenute disposizioni di legge. In attesa dei futuri interventi legislativi di competenza statale e regionale nella specifica materia della vendita di quotidiani e periodici. Nello specifico, gli indirizzi proposti riguardano l'eliminazione delle distanze tra esercizi, i contingenti numerici, il superamento della passività nella forma giuridica dell'impresa e della modalità di conduzione dell'impresa, l'adeguamento del procedimento amministrativo per i subingressi ampliati a trasferimenti. Mettiamo i voti, voti favorevoli, 10, contrari, nessuno, astenuti. Mettiamo i voti l'immediata eseguibilità del punto, voti favorevoli, 10, contrari, nessuno, astenuti, nessuno.
Passiamo all'ordine del giorno. Modifica del regolamento della biblioteca civica di Caule. Relazione all'assessore Alberto. Abbiamo richiamato il regolamento della biblioteca civica di Caule, dovuto modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 67 del 29 dicembre 2009. Ravvisato l'opportunità di rispondere in modo puntuale ai bisogni degli utenti, modificando alcuni articoli del regolamento, al fine di migliorare qualitativamente i servizi che la biblioteca civica offre dopo il trasferimento della biblioteca della nuova sede di ricerca culturale Profile, visti i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, visto il parere del segretario generale ai sensi dell'articolo 49 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici di servizi, con voto delibera di fatto noi cerchiamo di creare questo regolamento per adeguare gli spazi che ci sono nella biblioteca, gli spazi della biblioteca e quelli che erano vecchi, per cui ci sono opportunità nuove visioni, gli spazi sono diversi, quindi bisogna regolamentare questa cosa e di fatto la biblioteca ha dovuto estendere questo regolamento e modificare le sue parti. Grazie assessore Alberto. Mettiamo ai voti favorevoli, 10, voti contrari, nessuno, astenuti nessuno. L'ordinanza è tolta, grazie.